Una diagnosi non condivisa dal paziente. Potrebbe essere questo il motivo che ha spinto il 47enne Adriano Vetro, bidello incensurato di Favara, ad uccidere ieri il proprio cardiologo Gaetano Alaimo nel suo studio medico di via Bassanesi. Un colpo di pistola alle spalle mentre fuori dall'ambulatorio a Favara c'erano i pazienti in attesa e i suoi segretari. Vetro, incensurato con un passato e presente di collaboratore scolastico a Caltanissetta, viveva con gli anziani genitori in una casa rurale in fondo al paese. L'uomo, armatosi di tutto punto con una pistola calibro 7,65 risultata rubata alle 15 di ieri, si è recato al poliambulatorio senza appuntamento. L'uomo, prima ancora che la struttura venisse aperta al pubblico, appena scorto il cardiologo, ha sparato un colpo che si è conficcato al torace, provocandone la morte immediata. Poi è tornato a casa ed ha aspettato. Le testimonianze di chi ha assistito all'omicidio hanno permesso ai carabinieri della tenenza di Favara di identificare l'assassino. Mi sono sentito preso in giro, avevo bisogno di una certificazione per riavere la patente e la pistola l'ho trovata in campagna. Queste le parole dell'uomo durante l'interrogatorio condotto dal sostituto procuratore Elenia Manno. All'uomo era stato diagnosticato uno scompenso cardiaco e voleva dal suo medico una certificazione che gli consentisse di sbloccare l'iter per riavere la patente di guida. Il suo avvocato Santolucia spiega, era seguito da psichiatri. Ieri, per fare un po' di serenità nel clima che evidentemente non era serenissimo, ieri ho saputo che è successo anche qualche piccolo tafferuglio tra familiari e giornalisti che mi dispiace. L'ho fatto bene. Niente, cosa aggiungiamo rispetto a quello che già sapete? È stato arrestato Vetro Adriano da personale della tenenza dei carabinieri di Favara unitamente al nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agrigento, quasi nell'immediatezza dei fatti, che sono iniziati intorno alle 14 di ieri, con l'ingresso nello studio del medico, del dottore Gaetano, che ancora non era presente da parte del Vetro, che è rimasto in attesa per un breve periodo di tempo, neanche brevissimo, e che all'ingresso del dottore, così come abbiamo accertato da tutta una serie di elementi che abbiamo acquisito, devo dire, in maniera encomiabile e molto veloce nel giro di poche ore, all'ingresso nello studio medico è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco, esploso senza esitazione dal Vetro, e dopodiché si è allontanato ed è stato rinvenuto dai carabinieri non nella sua residenza in Favara, ma in questa abitazione in campagna. Non ha fatto nessuna resistenza, si è messa a disposizione. Durante la perquisizione è stata rinvenuta sia l'arma con cui verosimilmente è stato esploso il colpo mortale, sia decine di munizioni 7,65 per la medesima arma. Sono state acquisite anche delle telecamere, sono state acquisite delle dichiarazioni di persone che erano presenti sui fatti, che hanno confermato questa ricostruzione, e in aggiunta ieri è stato interrogato il Vetro alla presenza del suo difensore, non si è avvalso la facoltà di non rispondere, ha raccontato la sua versione dei fatti, sostanzialmente ha ammesso i capi di imputazione che gli vengono contestati e che oggi sono omicidio aggravato e porto illecito di arma da fuoco e ricettazione, perché l'arma da fuoco è stato accertato nell'immediatezza essere stata oggetto di furto in passato nel Catanese. Dando anche un movente che è in corso di accertamento, perché stiamo rifinendo, le indagini non sono concluse, stiamo rifinendo il materiale, dando un movente che a suo dire è riconducibile ad una vicenda che aveva a che fare con la sua patente di guida, che a quanto pare era scaduta, che doveva essere rinnovata e che necessitava di alcuni certificati medici. Probabilmente il dottor Alaimo stava semplicemente facendo il proprio mestiere e in un contesto di difficoltà economica, quale quello in cui probabilmente ci troviamo, di non serenità da parte del soggetto, e purtroppo dobbiamo continuare a registrare una incredibile disponibilità e facilità nell'utilizzo di armi clandestine in questa parte della provincia, che continua a essere una zona da questo punto di vista anomala rispetto al distretto di Corte d'Appello di Palermo e anomala rispetto al contesto italiano. In un contesto di questo tipo
il vetro scientemente è divenuto a questa decisione.